vapori ricchi di fumi ricchi di umidità a temperature relativamente basse, ricchi di ossidi di zolfo, favorisce quella che è la formazione delle miscele di condensazione delle navi, che appunto vengono chiamate ship trails in questo caso. E io sinceramente a questo punto non trovo i tempi qui, perché potrei anche finire qui un po' più. Posso? No, ecco, l'altra cosa che volevo dire dal punto di vista se ho un po' di tempo, dal punto di vista, qui l'unica diapositiva in cui ho scritto qualcosa, che non c'è una parte grafica, è quella che dal punto di vista pratico, se uno volesse agire sulle nubi e quindi produrre pioggia, ad esempio, il fatto di rilasciare delle sostanze attive, come sono state studiate, in particolare il cloruro d'argento, come forse ne avreste parlare, o le sali di calcio e sali di sodio, che vengono rilasciate o in esperimenti di modifica del tempo per cercare di spremere il più possibile le nubi, che le nubi condensano, danno origine alle precipitazioni, ma buona parte del vapore acqueo che è contenuto nell'atmosfera, comunque anche delle goccioline d'acqua che sono all'interno delle nubi non precipita al suolo. Questo può non essere una cosa buona, perché in alcune determinate parti del mondo, che sono in Messico ad esempio, è interessante, vengono a nuvola, sarà interessante farla precipitare tutta per magari individuare proprio un bacino idrico. Ecco, da questo punto di vista ci sono degli esperimenti che vengono tuttora fatti e molto studiati per poter spremere di più l'acqua dalle nuvole, rilasciare delle sostanze attive a 10, 8, 10 km di altezza non è la cosa più furba da fare, perché le semine delle nubi a tutt'oggi vengono ancora fatte o dal suolo o addirittura utilizzano degli aerei proprio rilasciando la sostanza attiva in quella che è la zona di risucchio, la base proprio della nuvola convettiva. Un'altra cosa è che rilasciare sostanze di qualsiasi tipo a 10, 8, 10 km di altezza non è neanche una cosa, l'atmosfera lì è abbastanza inadatta a tutto quello che si vuole fare, perché le temperature sono molto basse, dell'ordine 40, 50, 60 gradi sotto zero, la radiazione ultravioletta e soprattutto anche la quantità di radiazione che deriva dallo spazio è molto elevata perché non viene schermata dall'atmosfera terrestre, e quindi quella porzione del cielo non è particolarmente ospitale, quindi rilasciare ad esempio sostanze biologiche a quell'altezza equivale in qualche modo a sterilizzare la sostanza stessa. E un altro aspetto anche interessante segnalare che una qualsiasi sostanza rilasciata a 8-10 km di altezza innanzitutto si diluisce prima di arrivare al suolo e poi ovviamente, siccome i vuoti dei venti sono abbastanza intensi, mediamente si può arrivare anche a 100 km all'ora, comunque 30-40 km all'ora, ma quella quota di vento è quasi sempre presente, significa dover rilasciare su un punto una sostanza che poi non solo si diluisce ma viene addirittura trasportata molto lontana nello spazio. E a questo punto non sono arrivati sui minuti, quindi potrei fermarmi qui. Grazie. Bene, metodi furbi io non posso dire nulla su perché si possono essere persistenti, quindi posto che esistono fenomeni di persistenza delle scie, andiamo a vedere tutta un'altra serie, mi scuso ma devo andare molto veloce perché sono stretti, però una serie di esempi di altre prove che vengono portate per dire che questo controllo esiste davvero. Allora, ad esempio, si trovano dei foto con scie di forma strana. Beh, niente di strano in realtà, se uno conosce l'aeronautica, questi sono circuiti di attesa del grafico di un libro di istruzione per piloti su come entrare quando gli aeroporti sono intasati. Questa è una foto presa da Flight Radar, è successo l'anno scorso che indicava forti, gli aeroporti erano bloccati, e qui c'è un Ryanair che sta facendo un tipico biscotto sul radiofaro di pioggia. Altri casi in cui un aereo può fare scie di forma strana è perché, per esempio, il nuovo, questo qui è un Airbus A350, nuovo di vacca, qui è sull'Appennino che fa tutta una serie di virate strane, probabilmente per cambiare strumenti e quant'altro. Ovviamente chi fa telerilevamento, aerei radar, aerei di
se vedo un aereo così non posso più pensare che sia una cosa fatta apposta per irrorare quelle sostanze. Però a questo punto dovrebbe accendersi una lampadina e dire ma sì, però gli aerei che vedi in aeroporto non sono fatti così, allora così lo vedo in aeroporto, no? Infatti questo è vero che è un'irrorazione, ma è un esperimento. L'aereo che vedete dietro è una TR-42, che era famosissimo per un problema, ghiaccio sulle ali, ne sono stati diversi. Gli aerei hanno dei sistemi per togliere il ghiaccio quando si forma, sono resistenze elettriche molto più potenti, ma il principio è quello del respiratore dell'U-8, no? Per testare se i calcoli sono stati fatti correttamente e se funzionano bene, non puoi fare altro che prendere un aereo caricarlo d'acqua e spruzzarlo davanti all'altro aereo che stai testando. Questa è famosissima e ce ne sono altri simili interno di un carter chimico. Si vede un aereo che invece dei simili ha dei balini. I balini dovrebbero essere veramente pieni di veleno. Non è così, queste sono prove di concentraggio del baricentro in aereo. Se provate anche con una panno di carta, spostate un pelino il peso del diametro della carta di qualità, vedete che il comportamento cambia tantissimo. Gli aerei sono molto sensibili a questo problema. Non puoi mettere dentro dei pesi e spostarli a mano, perché in caso di manovre veloci rischi che il peso si sposti e che davvero alla fine si cambia. Metti piuttosto l'acqua in tanti barili, li colleghi con dei tubi delle pompe e semplicemente accendendo e spegnendo una valvola puoi spostare il baricentro come ti serve. Notare anche che nella foto che circola su internet, sui siti, ci sono anche delle scritte qui, che invece nella foto originale, presa da un sito di appassionati dell'aeronautica, quelle scritte non ci sono. Quindi qualcuno qui ha fatto del dollaro, no? Altri esempi, ci sono video di aerei che rilasciano delle scie e non vengono fuori dai motori. Fulvio ha parlato di scie di condensazione, ma chiaramente se vi mostro una foto come questa non potete restare che dire ma Fulvio ha detto delle stupidaggini, ma è chiaro che non vengono fuori dai motori, no? Infatti questo non è assolutamente una scia di condensazione, non è